Il loro caro è appena mancato. E allora Aido propone la scelta in vita proprio perché, prima di tutto perché è una scelta personale, ognuno di noi deve decidere cosa fare di sé dopo la propria morte. Ed è un regalo che facciamo ai familiari, perché a volte è difficile, magari non se ne è mai parlato prima, e comunque ripeto, il momento è difficile. Per cui molti di noi volontari Aido sono anche visini, cioè siamo persone che hanno deciso di dare qualcosa agli altri, per cui doniamo il nostro sangue, doniamo il nostro tempo, doniamo la nostra competenza, ma abbiamo deciso di fare qualcosa di in più. Abbiamo fatto una promessa e abbiamo detto: quel giorno, che speriamo arrivi il più lontano possibile, ma prima o dopo quel giorno arriverà. Quando arriverà quel giorno, se saremo nella condizione di poter ancora essere di aiuto per gli altri, perché non essere un donatore di organi? E stasera cercherò insieme con gli amici per farvi capire che cosa vuol dire fare questa promessa. Innanzitutto vi dico che bisogna essere maggiorenni. La scelta si può fare solo da maggiorenni e lo si può fare con Aido, che però raccoglie naturalmente solo i sì, lo si può fare in comune o lo si può fare all'ASL. In comune al momento del rinnovo della carta d'identità. Le tre modalità sono uguali, tutte e tre permettono che questa volontà venga registrata nel sistema informativo trapianti, per cui dà certezza che quella volontà che abbiamo espresso sia rispettata, sia che abbiamo deciso per il sì, sia che abbiamo deciso per il no. Però noi vogliamo che questa scelta sia una scelta consapevole, vogliamo che questa scelta sia supportata da un'informazione corretta, perché è una scelta importante. E allora anche le persone che vanno in comune, noi diciamo sempre: scegli se ti sei informato prima. Se non ti sei informato, aspetta un attimo, informati prima e poi decidi. Aido, guardate, è a disposizione 24 ore al giorno per 365 giorni, perché abbiamo preparato una piattaforma Digital Aido che permette di raccogliere la volontà in modo digitale tramite lo SPID, tramite la CIE o tramite la firma digitale certificata. E ad oggi abbiamo raggiunto quasi 40.000 scelte con Digital Aido in nemmeno due anni. Ma perché donare? Perché ci sono ancora 8.000 persone oltre in lista di attesa. Lista di attesa cosa vuol dire? Che hanno una malattia cronica molto invalidante, che sono arrivati al punto che l'unica terapia che può in qualche maniera risolvere il loro problema, dandogli una qualità sicuramente di vita molto buona, che è il trapianto. Però per fare un trapianto ci vuole una donazione, e per fare quella donazione ci vuole un sì, e proprio Aido, voglio dire, cerca proprio di raccogliere quel sì, perché senza quel sì la catena non inizia. Però ecco, insieme con gli amici io vorrei così farvi capire un po' questo mondo, e comincio con Fausta. Fausta è fortunata perché in famiglia di donazione di organi se n'era già parlato, vero Fausta? Sì, con i miei tre figli, Giorgia, Filippo e Jacopo, ne parlammo in maniera molto semplice, molto informale, senza un motivo particolare. Se ne parlò e si discusse sulla validità, sul fatto che questo eventuale sì espresso da noi potesse essere poi di aiuto eventualmente, forse, non lo sappiamo. Però Fausta, voglio dire, la vostra volontà, tua e dei tuoi figli, era comunque una volontà positiva. Quando ne avete parlato, avevate così dato una visione positiva della cosa, anche se non l'avevate espressa, forse solo te. Solo Fausta aveva detto di sì, scegliendo di farlo con Aido. E quando ne hanno parlato, voglio dire, mai avrebbero pensato che quella discussione potesse essere utile. E invece Fausta, quella discussione, quel racconto di quella sera, a te è servito. Ci vuoi spiegare perché?
vi parlo sono passati ieri, ma sono passati 13 anni ormai. No, per me è ieri, è oggi. Era il 25 dicembre del 2010, il giorno di Natale, quando mi telefonarono da Londra, dove Jacopo viveva ormai da 2 anni con la sua compagna, e mi dicevano che Jacopo aveva avuto un attacco d'asma fulminante, era stato ricoverato e messo in coma farmacologico. Queste le parole. E chiaro, il primo pensiero è stato di terrore, di paura, di non so cosa, di tutto. Il giorno dopo sono riuscita a raggiungere Jacopo, l'ho trovato nella terapia intensiva dell'ospedale dei Lesbori, sembrava dormisse nonostante fosse intubato, nonostante tutte le macchine intorno a lui avessero i rumori, quelli, il battito del cuore, il respiro, c'era il respiro. Però i medici mi dissero con molta chiarezza, con molta delicatezza, con tutto l'affetto, credo, io l'ho sentito, che purtroppo la morte era stata morte cerebrale. Quindi quelle macchine, quelle strumentazioni tenevano in vita non Jacopo, ma gli organi di Jacopo. Ecco, è stato, non lo so, non ve lo so spiegare, ma è arrivato poi il momento in cui con estrema dolcezza, con estremo rispetto, dignità verso quel ragazzo, verso me, verso la mamma di quel ragazzo, è stato posto il problema dell'eventuale donazione di organi. Mi chiesero se Jacopo avesse mai espresso la sua opinione, quantomeno. La mia risposta fu immediata, fu un sì, ma immediato. Dopodiché il terrore, l'ansia, il dolore, non lo so, una serie di cose, ma con molta delicatezza mi dissero: ci pensi, veniamo domani, veniamo dopo. Adesso non ricordo bene quanto tempo sia passato. Ebbene, io sono grata ad Aido, che quando ero giovane mi ha fatto conoscere la strada dell'amore in qualche modo, no? Perché così mi sembra. E quindi io mi iscrissi all'Aido molto giovane. Questo mi ha permesso forse di trasmettere anche ai miei figli lo stesso pensiero, nell'agire, nel fare, nel quotidiano. E quindi arrivammo al fatto che i miei 3 figli mi dissero: sì, è vero, è giusto, si deve fare. Quando fui coinvolta, e quindi io in prima persona dovevo dire cosa aveva pensato Jacopo. Io non lo ringrazierò mai abbastanza, perché mi ha lasciato un dono meraviglioso, un dono d'amore incredibile, veramente non si può definire in altro modo, ma ha dato la possibilità di essere la sua voce ancora, spero ancora per un po' di tempo, e quindi di poter dire quel sì a quegli operatori del centro trapianti, che ha permesso in quel modo a 7 persone di poter ricominciare a sorridere. Io credo che Aido si stia spendendo in maniera generosa, encomiabile,
cioè la generosità è amore, la donazione è amore, non c'è altro termine per definirla. Io mi sento fortunata, ha ragione Flavia quando lo dice, ho la fortuna di poter continuare a dire sì al posto di Jacopo, di essere la sua voce. Grazie. E pensate che Jacopo, diventando un donatore multiorgano, probabilmente sarà riuscito nel suo desiderio. Jacopo un giorno ha detto a sua mamma: mi piacerebbe essere il papà di tanti bambini. Un buon padre, un buon marito e avere tanti bambini. Beh, probabilmente i tanti bambini sono arrivati nelle famiglie che hanno ricevuto quell'organo di Jacopo, per cui Jacopo è riuscito anche a raggiungere il suo desiderio. Però Fausta fa qualcosa di molto importante. Fausta ci ha raccontato che quando è arrivata a Londra i medici l'hanno accolta, non dico coccolata, ma l'hanno comunque accompagnata in questo cammino, e questo a lei è servita. Le hanno permesso di stare in una stanzetta piccola in cui ha potuto urlare il suo dolore, piangere, parlare con i medici e anche con i suoi figli, vero Fausta? E proprio per questo, proprio per ringraziare anche di questo dono che in qualche maniera a Londra gli hanno fatto, Fausta sta portando avanti un progetto molto importante. Sì, quando arrivai nell'ospedale di Londra, io che non conoscevo la lingua inglese e avevo un amico che mi aiutava perché non avrei saputo come fare, mi accolsero in una stanza, una semplice stanza con un divano, un frigorifero, un bollitore, una macchinetta per il caffè, ecco, il minimo indispensabile, 2 poltrone, un divano dove poter così appoggiarsi, pensare, piangere, disperarsi, tutto quello che passa, ecco, in quei momenti. In questo luogo io ho trascorso il tempo, la maggior parte del tempo vicino accanto a Jacopo, ma anche in questa stanza. In questa stanza sono venuti i medici, hanno bussato, mi hanno chiesto se ero disponibile all'ascolto, quindi con un rispetto incredibile, ecco, devo dire, lo ricordo con affetto, con grande spessore. Però questi medici avevano un luogo dove parlare di quello che era successo, che era così grave, così irreversibile, perché quello è il problema, che in un qualsiasi altro posto, dallo studio medico al corridoio, avrebbe avuto un'altra dimensione. Invece in quella stanza dove sono stata accolta, ecco, sono stata accolta anche dal personale sanitario, e quindi perché non fare la stessa cosa, non portare la stessa idea, quindi copiandola di sana pianta, negli ospedali italiani. E di qui è nato il progetto della stanza di Jacopo. Grazie Fausta anche per questo, perché è molto importante anche la fase in cui i medici si trovano nella situazione di fare l'offerta donativa. Ma grazie a Jacopo abbiamo tante persone che hanno ricevuto un dono prezioso. L'anno 2022 in Italia è stato l'anno in cui c'è stato il maggior numero di donatori rispetto agli anni precedenti, e sicuramente il Veneto è una regione che si posiziona molto bene, è la seconda regione per numero di donatori e anche per numero di trapianti, per cui dobbiamo essere orgogliosi di essere Veneto. Proprio per questo la regione Veneto ha lanciato un progetto che si chiama Generoso il Veneto, e se verrete allo stand vi daremo le informazioni. Con me c'è Martina, e Martina non è l'unica. Nella sua famiglia ci sono più persone che hanno ricevuto un dono. È una famiglia in cui i doni preziosi si possono contare. Per prima la sua mamma, che ieri avrebbe festeggiato il 23esimo
compleanno dopo il trapianto. Poi la sorella più piccola di Martina, che anche lei non c'è più, ci guarda da lassù, e poi Martina che nella sua famiglia è stata la terza persona che ha ricevuto lo stesso dono prezioso, ma vorrei che ve lo dicesse Martina. Grazie Flavia, salve a tutti, sono Martina e 8 anni fa anch'io purtroppo, o per fortuna, chiamiamola così, ho dovuto subire un trapianto di cuore. Purtroppo la portata... Guardate che è una grande fortuna, perché altrimenti Martina non sarebbe qua. Avendo vissuto in seconda persona i 2 trapianti di mia mamma e mia sorella, pensavo fosse più facile affrontare un trapianto, però lottando e con la voglia di vivere si riesce a fare tutto. Martina, con il trapianto si torna a una nuova vita, e proprio per ricordare quel giorno che cosa fai? Ah sì, ovviamente. Dal giorno del mio trapianto festeggio 2 compleanni. Uno il 7 di dicembre, che è la nascita che non ricordo, e un'altra il 23 di aprile, che è la nascita, la seconda rinascita che ho perfettamente vissuto. E guardate che ricevere questo dono prezioso vuol dire un beneficio per la persona. Vedete Martina, voglio dire, se non avesse detto che ha ricevuto un trapianto di cuore, per voi era una persona che sta bene, perché questo è un trapianto, ma vuol dire un beneficio per l'intera famiglia, perché naturalmente la famiglia, quando una persona sta male, vive anche la famiglia la malattia, per cui è una rinascita per la famiglia. Ma guardate che è un bene che è per tutta la società, perché Martina lavora, Martina fa volontariato, è con Aido che offre, voglio dire, la tua testimonianza per aiutarci nell'opera di sensibilizzazione. Ecco, va in montagna, e quando invece aspettava il cuore, ahimè. Per cui veramente è un ritorno alla vita piena. Però di organi non ce ne sono a sufficienza. Ogni anno 400-500 persone muoiono in attesa di un organo. Però per alcune situazioni c'è una seconda possibilità, il trapianto da vivente. E Marco, che è qua con me, dopo anni che ha dovuto prendere farmaci per cercare di rallentare la sua malattia cronica renale, alla fine è dovuto entrare in dialisi. È entrato in dialisi peritoneale, per cui una dialisi che si fa di notte, che gli permette una vita abbastanza normale, però a volte non è sufficiente, per cui la fai anche di giorno. Ha fatto 4 anni di dialisi e il rene non arrivava. Però è arrivato in soccorso una persona a Marco molto cara. Buonasera a tutti, sono Marco e niente, praticamente 2 anni fa, il 21 di luglio, a una settimana esatta del mio compleanno, ho ricevuto un secondo regalo dalla mia mamma. Mi ha donato un rene dopo un anno di varie burocrazie. Siamo arrivati al dunque di questa donazione, insomma, da vivente. È stata, la mamma sta bene, io sto bene, sono rinato, grazie a Dio, insomma, grazie ai medici e a tutto quanto, e anche tutta la mia famiglia è rinata, perché quando c'è una malattia, insomma, è coinvolta tutta la famiglia. Pensate, la mamma di Marco 37 anni fa gli ha dato la vita, ma 2 anni fa gli ha ridonato la vita. È vero Marco? E Marco si emoziona ancora. Marco è una delle prime volte che fa testimonianza e lo ringrazio veramente di cuore, perché
perché era l'occasione così per farvi capire un po' di più. Però anche la sorella di Martina, poco prima diciamo di mancare, aveva avuto, oltre il problema del cuore, un'insufficienza renale, e pensate che in questo caso sarebbe stato il papà di Martina che era pronto per donarle un rene, ma purtroppo un'infezione l'ha portata via. Questo è il mondo della donazione e del trapianto. Guardate che si pensa sempre che possa essere un problema solo degli altri, ahimè no. La malattia purtroppo può colpire noi, le nostre famiglie, i nostri conoscenti, i nostri colleghi di lavoro, e se quella persona un giorno si troverà nella situazione di essere in lista d'attesa, potrà avere una risposta solo se tutti noi avremo fatto la nostra parte. Per cui un invito: informatevi, perché è giusto che la scelta sia consapevole, ma poi dite sì alla donazione. Ripeto, è un dono che facciamo quando a noi quegli organi non serviranno più, e allora perché non farlo? Grazie. Grazie di cuore a Flavia Petrini, Presidente Nazionale AIDO, ma io vorrei un grandissimo applauso per Fausta, Martina e Marco, perché queste vostre testimonianze, oltre ad averci toccato il cuore, ci hanno toccato l'anima, e spero davvero che abbiano sensibilizzato tutte le persone, perché tutti noi meritiamo una nuova chance, una nuova vita. Siamo Milano città del dono, sì. ragazzi, dobbiamo tutti fare la nostra parte. Grazie davvero, vi abbraccerei tutti, vi abbraccio comunque. Grazie, grazie mille, grazie Flavia, e facciamo una